Buonasera e ben ritrovati alla Città che vorrei, seconda puntata del nostro approfondimento informativo in vista dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno, quando anche a Vittorio Veneto i cittadini saranno chiamati alle urne ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Da questa puntata entreremo nel vivo ospitando i candidati sindaco e come 5 anni fa, successivamente, una volta che avremo ascoltato tutti i candidati sindaco, daremo spazio alle varie liste che li sostengono per ascoltare anche da loro i programmi e le proposte per la città. Partiamo dunque con questa seconda puntata della Città che vorrei, ospitando il primo candidato sindaco. Buonasera a Mirella Bagliana. Buonasera. Buonasera e grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, lei è la prima candidata sindaca ad aver ufficializzato la propria candidatura. E partiamo un po' quindi in ordine di presentazione della città. Vi ricordo che siamo in diretta e potete commentare questa puntata e anche ovviamente inviare delle domande alla candidata sindaca Bagliana scrivendoci via WhatsApp o via SMS al numero 348 2111 373, che è poi il numero che vedete anche nella grafica in diretta. Allora, una breve presentazione di Mirella Bagliana, ha 52 anni, è un'insegnante di educazione fisica, è un volto che la città conosce essendo consigliere comunale di opposizione uscente con il gruppo di Rinascita Civica Partecipare Vittorio. Lei è stata la prima, come ho detto poco fa, ad aver ufficializzato la propria candidatura a sindaco, era il 2 marzo e adesso vediamo anche delle immagini che ricordano quella presentazione. Ecco, Mirella, sì. Per partire, perché ha deciso di candidarsi a sindaco? Sì, innanzitutto mi permetta Claudia di salutare tutti i cittadini di Vittorio Veneto che ci stanno seguendo sulla Tenda TV. Allora, per rispondere alla sua domanda, ho accettato di candidarmi a sindaco di Vittorio Veneto perché me l'hanno chiesto in parecchi, soprattutto i gruppi civici e il gruppo politico che all'interno della nostra coalizione ha sostenuto questa mia candidatura. La candidatura arriva dopo un periodo molto lungo di riflessione che abbiamo fatto da settembre del 2023 e quindi voglio dire ho accettato dopo un periodo di riflessione ho deciso di accettare di mettermi a disposizione della città anche perché penso di aver maturato in tutti questi anni di attività politica e amministrativa che ho svolto, insomma da più di 20 anni che seguo la politica, anche e soprattutto quella amministrativa, penso di aver maturato le capacità e le competenze per mettermi a disposizione della città e provare e appunto se eventualmente sarò eletta sindaco guidare quello che dovrà essere il futuro della città di Vittorio Veneto. Abbiamo visto dalle immagini dei simboli, ecco, quali sono le liste che la sostengono in questa corsa elettorale? Sì. Allora, abbiamo 5 liste, quindi 5 gruppi di lavoro molto nutrite tra l'altro e le liste vado per ordine, c'è la lista del candidato sindaco, quindi la mia lista che mi appoggia, lista civica Mirella Bagliana sindaco, poi abbiamo la lista di Rinascita Civica Partecipare Vittorio, poi abbiamo il gruppo politico il Partito Democratico e poi abbiamo la lista Progetto Futuro Vittorio Veneto e poi Vittorio Vive in Europa, che è un riferimento a un'associazione ma che si è formato come gruppo politico, quindi queste 5 liste più tanti altri cittadini oserei dire. Ecco, lei è una candidata civica, ma ha mai avuto tessere di partito? Sì, allora chi mi conosce da tantissimi anni, ho sempre fatto politica, ripeto, circa dall'età di 22 anni, ho militato in alcuni partiti della sinistra, dopodiché conclusa quell'esperienza politica non ho più preso tessere di partito perché penso che oggigiorno la mia volontà politica, il mio modo di lavorare, il mio modo di fare possa avere più possibilità all'interno di gruppi civici, soprattutto a livello territoriale. Io penso che sia più utile
che ci siano più capacità di fare le cose in miglior modo all'interno di gruppi civici, ecco. La sua coalizione abbraccia tutto il centro-sinistra di Vittorio Veneto, che per la prima volta esprime un unico candidato sindaco, cosa che 5 anni fa e 10 non c'era stata, perché comunque c'era il Partito Democratico e Rinascita Civica, ciascuno avevano un proprio candidato sindaco. Come è riuscita a fare questa sintesi? Sì, diciamo che la sintesi è nata quasi in modo naturale, cioè, oserei dire dopo questi 5 anni di guida dell'amministrazione Miatto Posocco, tutto il centrosinistra, ma voglio dire anche gruppi di provenienza diversa da quella partitica, come abbiamo detto, anche di centro, sentono l'esigenza di provare a dare una svolta alla città, di fare un cambiamento, e quindi attorno a questo intento abbiamo costruito questa coalizione, questa alleanza, e devo dire che appunto l'obiettivo è questo, soprattutto appunto del rilancio di Città di Vittorio Veneto. In questi ultimi 5 anni l'abbiamo conosciuta come consigliere comunale di opposizione. Ecco, com'è stata questa esperienza in consiglio comunale da minoranza? Allora, intanto l'esperienza da consigliere è sempre un'esperienza molto positiva, per chi ama fare amministrazione pubblica, è un ruolo che è molto, molto importante, molto ambito, anche se in minoranza. Fare amministrazione pubblica stando come consigliere di minoranza ti offre tantissime possibilità, soprattutto ti sfida, nel senso che devi reperire tutte le risorse possibili, le competenze che sei in grado di esprimere per innanzitutto attenzionare alla vita amministrativa della giunta, e diciamo, insomma, l'attività di consigliere è stata positiva, e ci sono stati momenti in cui ho forzato la mano, tra virgolette, ho cercato di incalzare la giunta, ho sempre portato istanze da parte dei cittadini, ho avuto molte richieste di cittadini di portare, appunto, ripeto, i problemi, le problematiche all'interno del Consiglio Comunale. Ci siamo riusciti più di una volta, abbiamo anche fatto oserei dire, dei risultati positivi. Tipo, un esempio concreto? Una su tutto, la questione di via Oberdan, ok? Sì. Quindi quella volta, tipo 3 anni fa, avevamo appunto presentato quella mozione per riportare via Oberdan com'era. Anche quella volta raccogliemo le istanze di parecchi cittadini delle attività commerciali e riuscimmo. Un anno e mezzo fa un'altra questione fu il discorso del decoro della città, anche quella volta con una nostra mozione, una mia mozione, votata in aula a maggioranza, e impegnavamo la giunta per dare una svolta per quanto riguarda la questione del decoro della città, ad esempio 2 semplici cose, e poi per tutte le altre interrogazioni che abbiamo fatto, ecco. Ora entriamo nel merito del programma elettorale. Io le cito ora vari ambiti e lei ci darà quella che è una delle priorità per la sua coalizione. Partiamo dall'ambiente, che è un tema che so che a lei è caro. Una priorità? Allora, l'ambiente a Vittorio Veneto sembra una cosa scontata, nel senso che il Vittorio Veneto vive nel verde, quindi il verde caratterizza, se vogliamo, il territorio e tutta la città di Vittorio Veneto, quindi paradossalmente non ci sarebbe l'esigenza di parlare di ambiente a Vittorio Veneto, però invece è proprio l'opposto, nel senso che avendo questa grande potenzialità, il verde va curato, nel senso che noi non basta avere semplice verde, sappiamo che con tutte le colline, con tutto il territorio che abbiamo e il verde urbano, abbiamo l'esigenza di curarlo in particolar modo, non possiamo lasciarlo a sé stante, e per fare questo ci vuole anche qui competenza, ci vogliono piani del verde, ci vogliono insomma dei regolamenti che diano una continuità nella manutenzione del verde. Non possiamo fare una tantum ogni tanto, ma bensì va curato. Io intendo verde a 360 gradi, ripeto, prendendo anche all'interno tutto il nostro discorso del territorio, la manutenzione del territorio, con la questione delle frane sulle nostre strade di collinari, e quindi anche, infatti vedo adesso l'immagine, sì, voglio dire, in questo caso qua noi dobbiamo avere la capacità di avere da parte dei fondi
assolutamente da mettere in atto quando ci sono interventi di questo tipo da fare. Non possiamo trovarci impreparati di fronte a queste situazioni. Io dico sempre che il nostro territorio è un gioiello, però che è molto fragile, no? Quindi le cose fragili vanno assolutamente curate. Sull'ambiente vorrei solo segnalare, visto che parliamo di ambiente a 360 gradi, la questione ad esempio dell'inquinamento. Noi abbiamo il più grande inquinamento a livello ambientale, a livello quello della Carnielli, no? Quindi anche questo è un tema che è in parte collegato alla questione dei privati, perché appunto sappiamo che la Carnielli è stata acquisita dalla Ali SPA, però voglio dire è un tema che riguarda tutte le città e questo è un tema che dovremo affrontare immediatamente appena ci sarà data la possibilità di governare. Ecco. Quindi un primo impegno concreto sarà questo in campo ambientale, dove all'ex Carnielli ci sono 2 inquinamenti, cromo esavalente e Eternit. Poi se permette Claudia, risposo solo al discorso dell'ambiente, ripeto è così generale che voglio dire si collega benissimo anche alla questione della sostenibilità degli spostamenti, quindi del muoversi in città, della mobilità sostenibile, voglio dire c'è il discorso del Parco del Meschio che vorremmo portare avanti, cioè ci sono varie tematiche legate all'ambiente, perché l'ambiente non è solo fine a se stesso, ma ha collegamenti con tutti gli ambiti di vita quotidiana, ecco questo. Sì. Ecco, collego ambiente, penso alla zona industriale, un'area produttiva molto vasta, la più grande a livello provinciale che si trova a San Giacomo di Veglia. Immagino che come liste insomma, avrete anche ragionato su quelle che possono essere delle priorità per questo sito. Sì, sicuramente Vittorio Veneto deve essere fiera di avere una delle zone industriali più importanti del Triveneto. E è vero che negli anni la zona industriale non è mai stata collegata come, sembra quasi che non appartenga alla città di Vittorio Veneto. Alle volte abbiamo tantissimi lavoratori, appunto sono quasi 5.000 lavoratori che provengono un po' da tutte le zone, anche da Conegliano, dalle zone limitrofe, che si riversano sulla zona industriale. Dal nostro punto di vista andava potenziata, va potenziata in termini di collegamento sia con la città, quindi l'idea è che ad esempio chi viene a lavorare in zona industriale o i manager che vengono per fare riunioni o comunque interfacciarsi con le aziende, noi molto spesso abbiamo che questi manager vanno a dormire a Conegliano o si recano appunto sempre, prendono i servizi di Conegliano. Noi dobbiamo riuscire a far sì che la nostra città, che è città di Vittorio Veneto, diventi anche un punto d'appoggio per queste realtà, no? Per la zona industriale. Detto questo, se mi permettete, c'è la questione ad esempio del Parco Dan che è stata sollevata più volte all'interno della zona industriale. Ecco che la zona industriale deve offrire anche dei servizi per quanto riguarda ad esempio i trasportatori che molte volte si trovano alla notte in zona industriale senza avere dei servizi, quindi il Parco Dan va rivalutato dal nostro punto di vista, è un parco dove si può associare la questione dei servizi essenziali per la zona industriale e in parte anche quello che era un po' la sua natura di crescita, che era quello di essere un luogo dove poter fare musica, dove poter fare grandi concerti e secondo noi è quello il luogo deputato per fare questi grandi concerti. Ecco, visto che hai citato il Parco Dan, mi collego, lì vicino c'è l'Areocampo, l'amministrazione uscente ha fatto un concorso di progettazione per trasferire lì il Parco Dan. Ecco, voi invece cosa vorreste fare dell'Areocampo? Sì, allora, dal nostro punto di vista l'Areocampo non è una priorità, nel senso che città di Vittorio Veneto, lo sappiamo benissimo, che ha un territorio esteso e vasto, le problematiche in città sono innumerevoli e su tanti quartieri della città. L'Areocampo potrà essere una zona dove poter eventualmente fare qualcosa, però in questo momento dal nostro punto di vista anche considerate le questioni economiche, quindi il discorso del bilancio diventa veramente troppo impegnativo spendere la cifra di 16 milioni di euro per realizzare delle opere sull'Areocampo.
Tanto è vero che, ad esempio, mi collego al discorso per esempio del campo da rugby che era stato ipotizzato l'aerocampo. Beh, innanzitutto noi diciamo che questa deve essere una priorità, che era già stata, sono 20 anni circa, 15 anni che alla società di rugby è stato promesso un campo di rugby che non è stato mai realizzato, e quindi questa deve essere assolutamente una priorità per la prossima amministrazione, e ecco che dal nostro punto di vista anche un campo da rugby potrebbe trovare spazio nella zona centrale di Vittorio Veneto, soprattutto nell'area sportiva, che è deputata all'area sportiva, la zona delle piscine, del campo di atletica. Voglio dire, sarebbe più utile concentrare tutta l'attività sportiva in un'unica zona, anche per dare vitalità a Vittorio Veneto città. Vero anche che se c'è l'esigenza di realizzare un campo da calcio a San Giacomo, perché questo sta emergendo dai vari incontri che abbiamo, è giusto anche trovare eventualmente un luogo nella zona di San Giacomo per realizzare anche un campo da calcio. Però investire tutti quei soldi e partire con un nuovo progetto sull'aviocampo per noi è una priorità che al momento non è nelle nostre corde, ecco. E per toccare un altro tema sportivo, visto che poi Sì. anche lo sport insomma è il suo pane quotidiano, immagino che nel vostro programma tra le priorità ci sia anche quella della piscina comunale. Esatto, sì, esatto, cambiando appunto, toccando questo tema, anche qui purtroppo dobbiamo segnalare che anche il discorso della ristrutturazione della piscina comunale non è stato portato avanti dalla precedente amministrazione, dall'amministrazione uscente. E quindi questa è un'altra delle famose priorità che noi abbiamo stilato. Io come candidato sindaco ho chiesto alla coalizione di mettere a punto 10 priorità per la città di Vittorio Veneto, che sono azioni pragmatiche che si possono realizzare nell'immediato, nei prossimi 5 anni. E una di queste appunto è la ristrutturazione della piscina comunale, il campo da rugby, la sistemazione del palazzetto e della palestra di Pontavai. Sono tutte strutture sportive che necessitano di un intervento immediato. Dopodiché ho anche aggiunto che c'è la possibilità naturalmente di realizzare assieme, di pensare quella che dovrà essere la città di Vittorio Veneto nel 2050, perché in 5 anni si realizza ben poco, lo sappiamo, abbiamo visto, però dobbiamo anche raggrupparci tutti attorno a un tavolo assieme ai soggetti interessati, ai soggetti portatori di interessi, quindi i cittadini in primis, le associazioni di categoria, le imprenditoriali e artigianali, nonché tutte le componenti politiche, fare un discorso condiviso per quello che dovrà essere il futuro della città di Vittorio Veneto. Penso che il futuro lo dobbiamo decidere tutti assieme. Ecco, lei ha citato adesso varie opere pubbliche, per farle però servono i finanziamenti. Ecco, dal punto di vista del bilancio, voi su che leve pensate di poter agire? Allora, alla fine passa l'idea, spesso viene raccontato ai cittadini che soldi non ce ne sono, no? Gli enti pubblici giustamente si lamentano in parte perché non ci sono soldi. In parte è vero anche però che noi registriamo dal bilancio anche di quest'anno che i soldi ci sono. L'amministrazione Miatto Posocco chiude con un avanzo di amministrazione di 3 milioni di euro, lo scorso anno ha chiuso con un avanzo di amministrazione di 4 milioni di euro, quindi vuol dire i soldi ci sono. Purtroppo vanno spesi, vanno fatte delle azioni concrete e vanno individuati gli obiettivi per cui spendere questi soldi. Per quanto riguarda le disponibilità, sappiamo che a breve sono in scadenza appunto i famosi derivati, e gli interessi sui derivati assorbivano gran parte della spesa corrente del bilancio. Quindi voglio dire, dal prossimo anno si libererà una grossa fetta di questi interessi che noi dobbiamo versare per ripagare insomma la questione dei derivati, e quindi quelle saranno liquidità fresca da investire. Vorrei solo aggiungere che per fare un appunto la giunta Miatto Posocco ha fatto anche un aumento dell'IMU delle seconde case, recuperando circa 1.700.000 euro all'anno di liquidità in più.
Quindi io penso che con una attenta e accurata investimenti, poi ci sono gli investimenti, voglio dire, i mutui. Il nostro comune ha una buona capacità di accendere mutui eventualmente per le opere, e poi ci sono anche i finanziamenti da reperire. Uno su tutti, mi lasci dire, il discorso della ricerca dei fondi europei, e qui devo fare un po' una critica anche all'amministrazione Miatto, perché al di là di aver intercettato questi 5 milioni su opere pubbliche del PNRR, che sono poca cosa rispetto ad esempio a Conegliano, che ne ha intercettate 26 milioni, e addirittura Treviso 76 milioni, voglio dire, c'è la possibilità di ricercare fondi a livello europeo. Ecco che noi vorremmo istituire nell'immediato un ufficio, basta una persona competente, che sia in collegamento con l'ufficio della provincia di Treviso e anche della città di Treviso, dove riescono tutti assieme ad partecipare a bandi e ad reperire parecchie risorse del territorio. Una su tutte, per quanto riguarda il discorso ad esempio della piscina, sarebbe interessante intercettare il bando che sta uscendo per il recupero appunto degli impianti sportivi che hanno necessità di essere messi a posto. Sì. Quindi bisogna investire tanto sulla ricerca di fondi. Ecco. Ci è arrivata nel frattempo una prima domanda da parte di un telespettatore che le chiede cosa pensa della nuova farmacia di San Giacomo di Veglia. Va fatta? Sì, assolutamente, questa è un'occasione dal mio punto di vista per sistemare l'edificio, le ex scuole, insomma. Questo è uno spazio vuoto che avevamo in città, e quindi voglio dire l'operazione dal mio punto di vista è positiva. Infatti noi abbiamo sposato quelle situazioni che si sono verificate, tipo questa da parte della farmacia, dell'ente farmacia di Vittorio Veneto, che è un ente che gode di ottima salute, voglio dire 100% partecipata dal comune di Vittorio Veneto, quindi questo è una cosa che ci deve rendere fieri di avere questa società. L'azione che si sta facendo su San Giacomo è un'operazione dal mio punto di vista positiva, perché si va a recuperare non solo l'immobile, ma al suo interno, oltre alla farmacia, troveranno spazio anche eventualmente gli ambulatori di medici di base o altri servizi che sono molto importanti oggigiorno per la comunità. Sappiamo che la società sta andando purtroppo verso una presenza di persone più anziane, voglio dire ci sarà un incremento a livello così di anziani, quindi è giusto trovare dei punti, degli spazi vicini alle persone per offrire dei servizi, e penso che questo spazio sia utilissimo per fare questo. Ci colleghiamo a questo e parliamo del tema della sanità, che è un altro tema caro a lei e al suo gruppo. L'avete anche sottolineato più volte in Consiglio Comunale, sono stati depotenziati i servizi nell'ospedale di Vittorio Veneto. Quale leva potrà avere il futuro sindaco? Allora, noi pensiamo che il sindaco della città abbia la forza e la possibilità di incidere sulle scelte poi della sanità a livello territoriale. Naturalmente fa parte della conferenza di servizio come tanti altri sindaci. Penso che questa conferenza di servizio del distretto abbia potere sulle scelte decisionali. Pensiamo che l'ospedale di Vittorio Veneto debba essere tutelato e potenziato. Si è combattuto tantissimo, uso questa parola, per la questione di avere le 4 posti di terapia intensiva, che ricordo non sono ancora stati aperti, anche se insomma c'è il progetto per la sistemazione appunto di questi 4 posti di terapia intensiva. Oltre a questo noi dobbiamo garantire anche i servizi di base all'interno dell'ospedale. Voglio dire, faccio un semplice esempio, a parte il reparto di ginecologia che è stato chiuso, ma se non c'è nemmeno la possibilità di fare una visita ginecologica all'interno, prenotare una visita ginecologica all'interno dell'ospedale di Vittorio Veneto. Secondo me questo è grave, nel senso che noi dovremo pretendere l'apertura dei ambulatori almeno 2 volte alla settimana. So che c'è un problema di medici, so che c'è un problema di specialisti, però non possiamo lasciare il nostro
territorio senza questi servizi di base. Stessa cosa dicasi per ortopedia e per altre specialistiche. Io penso che l'ospedale di Vittorio Veneto debba rimanere generalista, cioè deve offrire i servizi essenziali, dopodiché può specializzarsi in alcune specifiche discipline, però ricordiamo che l'ospedale di Vittorio Veneto anche offre servizio a circa 200.000 cittadini divisi sul comprensorio, quindi non è solo l'ospedale della città di Vittorio Veneto, ma l'ospedale di tutto l'Interland, addirittura di zone dell'Alpago che lo usano come presidio. Altra cosa, il pronto soccorso, ad esempio, anche qui abbiamo battuto tantissimo perché sia potenziato, che non sia solo un primo soccorso, ma proprio perché Vittorio Veneto è posizionato a livello territoriale nell'Alto Trevigiano, voglio dire anche il pronto soccorso per le varie necessità deve essere un pronto soccorso a 360 gradi, insomma, con tutte le sue potenzialità e competenze. Bene, ci fermiamo per una breve pausa e rientriamo tra poco, sempre con Mirella Bagliana, candidata a sindaco. Rieccoci in studio, la città che vorrei, con noi come prima ospite Mirella Bagliana. Nel frattempo, in questa pausa, ci è arrivata un'altra domanda da una telespettatrice, Fiorella, che chiede a Mirella: vorrei sapere se verrà eletta, dovremo aspettare altri 5 anni prima di vedere Serravalle più decorosa? Grazie. Sì, grazie a Fiorella. Allora rispondo che Serravalle ha una sua vitalità e l'ha dimostrato in questi anni, è rinata sotto l'aspetto così di capacità di attrarre anche delle persone, e anche per quanto riguarda il weekend, insomma la vediamo molto molto viva. Naturalmente va curata, e qua sono d'accordo, e soprattutto non è possibile, insomma, vedere Serravalle in certi aspetti, soprattutto per esempio via Martiri della Libertà, sì, scusate, e in quelle condizioni insomma c'è rischio anche per la sicurezza di chi ci transita, e anche per ad esempio anche per i ciclisti, o comunque veramente la strada, il viale è in condizioni pessime, è da sistemare. Per quanto riguarda tutto il resto di Serravalle, bisogna abbinare la parte dell'amministrazione pubblica
e trovare anche degli accordi per quanto riguarda i privati, nel senso che tanti palazzi, appunto i palazzi appartengono a proprietà private, quindi bisognerebbe innescare un processo in cui ci sia anche un interesse da parte dei privati di investire, di ristrutturare e di ridare, di sistemare almeno le facciate dei palazzi, di ridare nuova linfa anche a Serravalle. Una cosa interessante che sta succedendo a Serravalle secondo me è la questione dei bed and breakfast oppure delle stanze che vengono affittate durante i weekend. C'è molta richiesta e sto vedendo insomma che alcune mansarde, altri attici insomma trovano spazio questi nuovi servizi. Ecco che è interessante anche questo aspetto da coltivare. Altra cosa è la questione della pedonalizzazione di Serravalle, che è è stata un po' contestata. Io penso che Serravalle abbia la possibilità di avere eventualmente di andare incontro al processo di pedonalizzazione, salvo che sia fatto in modo puntuale, con un vero progetto, okay? Non estemporaneo, non si possono mettere i cartelli chiusi, Serravalle chiusa, ma anzi deve essere un progetto studiato con tutti gli attori interessati, voglio dire i cittadini in primis che ci vivono a Serravalle, poi i commercianti, le attività artigianali, insomma deve esserci un tutt'uno. Tutti i portatori di interessi dovrebbero partecipare eventualmente a costruire questo processo di pedonalizzazione, naturalmente solo in alcuni giorni, e questo potrebbe dare anche lustro al quartiere di Serravalle. Altra cosa è la questione dei musei, visto che siamo a Serravalle è giusto anche toccarla. Ecco, noi siamo dell'idea che per esempio d'estate i musei dovrebbero rimanere aperti tutta la giornata e non fare la pausa a pranzo, perché molte volte vediamo dei turisti da mezzogiorno alle 3 girare, insomma, senza avere dei riferimenti dove andare. Anche qui ci sono tutte le possibilità economiche di eventualmente tenere aperti i musei anche durante il periodo di luglio-agosto costantemente. Altra cosa che mi viene da dire, anche in Serravalle non ci sono solo i musei comunali, civici, ma ci sono anche le chiese e altri musei di enti privati. Bisogna fare una sinergia unica per far appunto aprire tutti questi e dare la possibilità alle persone di visitare le opere che sono contenute poi all'interno di questi musei. Parliamo ora di sociale, che è forse un ambito meno tangibile rispetto ad un'opera pubblica. Quali le priorità per voi? Sì, allora, la questione del sociale è estremamente importante e l'obiettivo, diciamo, dell'amministratore dovrebbe essere il primo obiettivo dovrebbe essere quello di valutare la qualità di vita dei propri cittadini. Io sono convinta di questo, un amministratore in primis deve capire e deve sapere come stanno i propri cittadini, quindi sia sotto l'aspetto voglio dire del sociale, quindi della salute e della questione delle condizioni economiche. Sappiamo che oggigiorno purtroppo la crisi economica sta insomma influenzando la vita e la qualità di tantissime persone nei vari ambiti, e quindi io penso che anche l'amministrazione possa fare la sua parte andando in aiuto ai cittadini. Allora sì, il primis attraverso i servizi sociali che insomma nel Comune di Vittorio Veneto hanno sempre funzionato. Io sono convinta però anche che bisogna dare una svolta anche in questo ambito. La società è in evoluzione, ci sono nuovi bisogni e bisogna dare delle nuove risposte a questi nuovi bisogni che stanno emergendo. Se vogliamo prendere tutto il panorama della vita poi di una persona, si parte dall'infanzia per arrivare all'anzianità, e ecco che in ogni tappa di questo percorso di vita c'è necessità di dare delle risposte a dei bisogni. Prima su tutto, ad esempio, se mi permette, collegandomi al discorso dell'infanzia, noi abbiamo battuto in questi 5 anni perché l'amministrazione
quella uscente, intercettasse il famoso finanziamento per l'apertura di un nuovo asilo nido. C'erano a disposizione 1 milione di euro, cosa che purtroppo l'amministrazione Miatto Posocco non ha voluto seguire, a differenza di altre amministrazioni tipo Castelfranco e Montebelluna che hanno intercettato questo 1 milione di euro e hanno uno sistemato l'asilo e l'altro fatto uno nuovo. Allora, il nostro asilo ha 60 posti a disposizione, 60-62 per i neonati, e c'è una lista d'attesa, non è lunghissima, però c'è una lista d'attesa abbastanza corposa. Io penso che per rendere la città di Vittorio Veneto attraente anche verso le nuove coppie e nuove famiglie, noi dobbiamo offrire dei servizi e quello dell'asilo nido è il primo servizio che va offerto. Adesso noi cercheremo eventualmente di attuare un'azione anche per liberare alcuni posti di asilo nido attraverso le sezioni primavera che si possono introdurre all'interno delle scuole materne, degli istituti comprensivi, in modo da far uscire un po' prima il neonato, insomma i bambini di 3 anni dall'asilo nido e farli entrare nella scuola materna in modo da liberare posti per l'asilo nido. Però voglio dire, qui dobbiamo investire assolutamente. Poi mi ricollego all'età adolescenziale, se mi permette, anche qui dobbiamo avere un occhio di riguardo. Purtroppo alle volte i nostri adolescenti li perdiamo, nel senso che poi abbiamo delle situazioni abbastanza importanti di svantaggio o così un po' che si lasciano un po' andare. Qui dobbiamo fare un'azione di forza come amministrazione e aiutare tutte le agenzie educative che riescono a intercettare questi adolescenti, non solo, in primis lo sport, ma non solo. Vorrei solo ricordare che in Italia è il primo posto per abbandono a livello dello sport a livello adolescenziale, e questo dobbiamo chiederci il perché. Dopodiché aiutare agenzie tipo, voglio dire, il teatro, le società di musica, di teatro, insomma riuscire ad aiutare queste agenzie affinché riescano a coadiuvare il percorso di crescita di questi adolescenti, per evitare poi situazioni di degrado che riscontriamo, di disagio, ad esempio quella che sappiamo benissimo nel discorso del quadrilatero o altre situazioni simili a queste. Insomma, abbiamo proprio in questo 2 domande a politiche scolastiche. C'è una signora che scrive: sono un insegnante che lavora nella fascia 0-6 anni. Cosa ne pensa della scuola dei più piccoli? Non crede sia il caso di potenziare e innovare le strutture presenti in città? Sì. Allora, innanzitutto io sono dell'idea che le scuole è la prima agenzia educativa in cui noi affidiamo i nostri figli, e questa deve essere potenziata al massimo. È quasi come un presidio sul territorio, quasi come l'ospedale, cioè ha la stessa importanza da un punto di vista di importanza e di trasmissione di valori, della crescita dei nostri ragazzi. Quindi sono assolutamente d'accordo su questo, quello di potenziare le nostre scuole in termini di strutture, uno su tutte, e soprattutto mettere a disposizione altri spazi dove i nostri ragazzi, oggigiorno la scuola è vissuta in modo diverso, okay? Non è più la scuola tradizionale. Io sono dell'idea che all'interno della scuola i ragazzi debbano trovare, e i bambini debbano trovare tutta la loro completezza nell'educazione, anche perché sappiamo benissimo che le famiglie lavorano, i genitori lavorano e hanno veramente tempi molto ridotti per dare un contributo forte alla crescita dei ragazzi. Ecco che se noi abbiamo una scuola di formazione formativa molto forte in termini di valori, riusciamo ad impostare anche una società che potrà trovare dei risvolti positivi. Mi viene da dire un piccolo idea che ho, per esempio la scuola media Cosmo ha degli spazi veramente ridotti per la propria attività. Io sono dell'idea di riuscire a ampliare e a dare delle aule dove si possono fare le nuove attività scolastiche che si fanno. Ecco. E poi accennava anche a delle situazioni di degrado in città, e qui arriva un'altra domanda. Ha qualche piano per la riqualificazione del quadrilatero e del centro città? Immagino che sì, la telespettatrice o il telespettatore si riferisse sia a un degrado sia anche a uno spopolamento dei negozi. certo.
Allora, intanto il Quadrilatero nella mia adolescenza, ma nella mia crescita, era il mio centro commerciale preferito, nel senso che io di mio acquisto solo nei negozi di Vittorio Veneto, e quindi per me è un duro colpo vedere la situazione che c'è il Quadrilatero. Come rimediare a questa difficoltà che ha il commercio in sé, insomma, è sotto gli occhi di tutti che non solo il Quadrilatero, ma anche il centro intero di Vittorio Veneto, che era, diciamo, il fiore all'occhiello sotto l'aspetto del commercio, è in sofferenza. Allora, che proposte fare? Innanzitutto incentivare la domanda offerta rispetto appunto all'apertura di eventuali altri negozi, mettere in atto tutte quelle politiche, insomma, di sostegno alle attività commerciali che si possono attivare. Dopodiché sono dell'idea che sì, gli spazi vuoti, sì, in qualche modo bisogna riempirli. Su un particolare bisogna anche essere consapevoli che se mettiamo un certo tipo, permettetemi il discorso per esempio dello spazio dove ci sono le distribuzioni delle bevande, ecco, io ho chiesto più volte al sindaco di verificare se c'era necessità di chiuderlo, perché se noi diamo degli elementi attrattivi nei confronti di questi ragazzi che non sanno dove andare e si riversano all'interno di questi spazi, giusto perché là è un modo per ritrovarsi, noi dovremo dare delle risposte alternative. È il discorso che facevo prima, dobbiamo offrire degli spazi che siano diversi e che ci sia anche la possibilità di un interscambio culturale e sociale, no? Ok. Quindi su questo volevo anche ricordare che nella nostra proposta di programma avremo previsto di trovare uno spazio vicino al campus scolastico dove poter realizzare una sala studio quando i ragazzi escono da scuola abbiano la possibilità di andare in uno spazio che sia al caldo, che abbiano tutti i sistemi informatici a disposizione, che ci sia anche la possibilità di fare un piccolo momento di ristoro, in modo che questi ragazzi anche che arrivano da tutto l'internet possano trovare un punto di ritrovo. Ecco. A proposito, ecco, di giovani punto di ritrovo, mi viene in mente la biblioteca civica, immagino sia inserita all'interno del vostro programma anche con la vicina Villa Papadopoli. Sì, assolutamente, questo è un altro punto fondamentale, un altro delle nostre priorità, delle 10 priorità che abbiamo messo nero su bianco. Quello della biblioteca, che ricordo era il fiore all'occhiello negli anni '80 della biblioteca rispetto a tutto l'internet del sistema bibliotecario vittoriese. La nostra biblioteca sta soffrendo, è in difficoltà. In primis vorrei ricordare che purtroppo addirittura persone con una certa disabilità non possono accedere a questo spazio pubblico, e secondo me nel 2024 avere ancora questo divario a livello che non è plausibile, non è accettabile. Quindi la biblioteca assolutamente deve essere rivista nei propri spazi. L'idea che ci siamo fatti è quella di verificare se c'è la possibilità nel restauro del complesso Papadopoli, che è una delle altre priorità che vorremmo iniziare a percorrere, ci sia la possibilità che la biblioteca trovi spazio o ad esempio alla rotonda oppure all'interno proprio del restauro della villa. Voglio anche dire che il complesso di Papadopoli dovrà essere il fulcro dell'attività culturale che noi abbiamo intenzione di proporre per Ceneda. Ceneda, come è stato più volte detto, vorrei ricordare anche le parole dell'architetto Franco Posocco, che ha detto che Ceneda sta soffrendo, e effettivamente è vero, quindi noi dobbiamo far ritrovare a Ceneda quella nuova istanza di vitalità che può essere appunto vista come centro culturale, e uno su questo appunto deve esserci il recupero di Villa Papadopoli. Naturalmente questo recupero costerà parecchio, non è che si fa in poco tempo, però se mai non si inizia, mai non si farà. Abbiamo perso 20 anni, dico io, di attività politica amministrativa, le amministrazioni precedenti non hanno voluto tenerla in considerazione,
e adesso mi sembra invece che stia entrando nei programmi non solo nel nostro programma, ma sia inserita anche il recupero Villa Paperotta nei programmi degli altri candidati. Questo vuol dire che la maggior parte delle persone ha a cuore Villa Papadopoli e che forse, a prescindere poi dall'amministrazione che andrà in carica, inizieremo un percorso di recupero. Ecco. E in campo di turismo? Allora, sulla questione turismo io mi sono spesa in questi termini dal mio punto di vista sia per il turismo sia per la cultura, che non sono direttamente collegati ma insomma si aiutano a vicenda. Sono dell'idea che il turismo deve essere condiviso con tutti i comuni limitrofi, cioè deve essere un'azione di ampio respiro. Dobbiamo istituire, io nel programma ho spinto tantissimo perché ci sia l'istituzione di un tavolo permanente con tutti i soggetti coinvolti nell'ambito del turismo e con tutti i comuni contermini. Okay? Quindi noi dobbiamo iniziare a parlare di area vasta sia per quanto riguarda il turismo che per quanto riguarda la cultura e anche alcuni servizi. Cioè Vittorio Veneto da sola non può, cioè tutti i comuni da soli in questo momento stiamo entrando in una fase evolutiva da un punto di vista amministrativo e quindi c'è necessità di ragionare in termini diversi. Noi dobbiamo unirci, fare forza con ripeto, con tutti i comuni, da Valdobbiadene a Cordignano, dobbiamo riuscire a ragionare in termini di, mi ripeto, di area vasta e quindi anche qui i tavoli sul turismo e sulla cultura dovrebbero essere tavoli permanenti, non possiamo ragionare a spot, permanenti per strutturare delle azioni concrete e di ampio respiro. Immagino che di cose da dire sul vostro programma ce ne siano ancora molte, però il tempo stringe, quindi ci avviamo verso la chiusura di questa intervista. Allora, lei è stata la prima candidata sindaco ad avviare la campagna elettorale in città, ha già incontrato svariati cittadini negli incontri di quartiere. Ecco, quali sono stati i primi riscontri che ha avuto? Allora, c'è tanta volontà di partecipare, quindi tra l'altro noi abbiamo messo come pilastri fondamentali del nostro programma l'ascolto, la partecipazione, la trasparenza. Io penso che oggigiorno il cittadino deve sentirsi partecipe dei processi che danno poi vita alle azioni concrete, soprattutto quando si fanno delle scelte strategiche. Un esempio su tutti, se mi permettete, la questione di investimento di 5 milioni di euro tra Lagotti e la Valle Pesina è stata una scelta unidirezionale senza coinvolgere nessuno, nemmeno le commissioni. Quindi io penso e punto a un'azione politica e amministrativa di stampo diverso, quindi tenendo in considerazione assolutamente le istanze dei cittadini e la partecipazione. Ne è prova appunto gli incontri che abbiamo tenuto nei vari quartieri. La risposta è stata molto positiva, io sento che la gente ha voglia di partecipare. Città di Vittorio Veneto è ancora una città dove il singolo cittadino o le associazioni vogliono dare un proprio contributo e secondo me c'è tutto lo spazio per dare. Costa fatica la partecipazione, perché la partecipazione costa fatica per chi la fa e anche per chi la condivide, quindi un'amministrazione che si pone questo obiettivo sa che dovrà spendersi in questi termini. Noi abbiamo avuto anche delle istanze, delle richieste da parte di questi cittadini che hanno partecipato alle assemblee, richieste che abbiamo fatto nostre e porteremo all'interno del nostro programma. Nel Consiglio Comunale, l'ultimo della scorsa settimana, lei ha commentato dicendo che l'amministrazione lascia una città in declino, più povera di quando l'ha trovata. Perché? Sì, tra l'altro il commento non l'ho fatto solo io, l'ho fatto anche il consigliere Rosset della Lega, quindi è è un sentimento dal mio punto di vista un po' sentito in città, questo discorso della povertà, ma la povertà in termini di mancanza di cura, non in termini quanto economici, però voglio dire, se noi non riusciamo a curare le piccole cose che appartengono alla città, molto difficilmente riusciremo a far ripartire città di Vittorio Veneto e a farla rifiorire. Quindi io dico,
più povera, nel senso che è stata poco curata, e io mi ripeto, voglio dire, non tanto sulle strade, vabbè, ci sarebbe da dire, ma non ci soffermiamo su questa, che per tanti è una cosa minore, però voglio dire, già la presenza di avere o marciapiedi o poca illuminazione, tutte queste cose, insomma, danno un po' anche il biglietto di visita rispetto al turista e al cittadino stesso che vive in città. Quindi io dico solo, bisogna ripartire dalle piccole cose e curare bene la città, curare le piccole cose per fare poi, per proiettarsi sulle grandi opere. Sempre ultimo consiglio comunale, e qui adesso mi riallaccio anche con una domanda che è arrivata dal pubblico. C'è stata la bocciatura di una variazione al bilancio che avrebbe contemplato anche lo stanziamento di risorse per un bando per chi organizza eventi durante il periodo estivo. E qui Roberto chiede: eventi estivi, rischio blocco per la mancanza di fondi, il suo pensiero? No, allora la questione dell'ultimo consiglio comunale è stata un po', come si può dire, tirata così in ballo, nel senso, adesso spiego un po' la situazione che mi è venuta. C'era questo pacchetto, intanto il sindaco e l'amministrazione e la giunta è arrivata in aula sapendo di non avere una maggioranza d'appoggio, e questo dal mio punto di vista è un grave errore che commette un amministratore, perché al di là poi di tutte le situazioni, però sapendo di non avere una maggioranza d'appoggio, il primo step da fare è aprire un tavolo di confronto per portare a termine, per portare avanti le cose che maggiormente si ritiene utili per la città. Quindi c'è stata mancanza di questo confronto, ecco che è arrivato questo pacchetto all'interno dell'aula della serie prendere o lasciare. All'interno del pacchetto c'erano varie istanze e quindi è poi andata come è andata. Il discorso dei finanziamenti rispetto alle alcune opere, che poi magari accennerò, sul discorso per esempio dei finanziamenti per le attività culturali o dell'estate, qui non c'è nessun pericolo che non siano attuate. La prossima amministrazione che si insedierà a fine giugno, potrà nell'immediato liberare risorse, che ce ne sono, per queste manifestazioni. Tanto è vero, un esempio su tutte, ad esempio è già stata fatta una manifestazione e Carnevale di Marca mi sembra che non abbia ancora avuto i finanziamenti, quindi voglio dire, le cose si possono fare, i finanziamenti ci sono e sicuramente saranno dati nell'immediato. Tutti abbiamo a cuore le iniziative che si svolgono durante l'estate a Serravalle, a Vittorio Veneto, nella città di Vittorio Veneto, anzi vanno implementate e sicuramente si libereranno questi fondi. Altra cosa, ripeto, la dico in anteprima questa cosa, nel prossimo consiglio di mercoledì prossimo, quindi dopo domani, sì, noi porteremo 3 emendamenti per recuperare praticamente la bocciatura rispetto ai finanziamenti degli appartamenti di via Galileo Galilei, per quanto riguarda l'aggiornamento dei costi del Piazzoni e per quanto riguarda l'attuazione del percorso per la discarica di Forcal per il recupero. Voglio dire, noi torneremo a portare in aula questo recupero di questi finanziamenti, siamo propensi a farlo, purché siano questi, voglio dire, non è che possiamo mettere tutto quello che vogliamo a fine mandato all'interno di un pacchetto e votarlo in blocco, ecco. Allora ci arriva un'altra domanda da Fabio, le prime azioni concrete che attuerà nel primo mese qualora venisse eletta. Allora, bella domanda, complimenti. Allora, innanzitutto la prima azione dal mio punto di vista da fare è un po' il potenziamento e la riorganizzazione dell'apparato burocratico del Comune, nel senso che purtroppo abbiamo in questi anni perso parecchie figure importanti, competenti all'interno degli uffici comunali. Io penso che sia importante ripristinare un clima, tra virgolette, sereno, o quantomeno di riuscire a dare una certa dinamicità all'interno degli uffici, creando situazioni che mettano nelle condizioni gli operatori di lavorare al meglio.
se non riusciamo a far ripartire o a dare continuità, diciamo, alla macchina, tra virgolette, burocratica, è difficile poi passare a fare altre azioni concrete. Quindi questo in primis sarà questo il punto principale, rafforzare e potenziare gli uffici, anche perché vorrei ricordare c'erano disponibilità economiche per assumere anche altre persone all'interno degli uffici, altri operatori, anche ad esempio dei vigili, cosa non fatta nemmeno questa, si è preferito continuare con questo organico e sappiamo benissimo che, ripeto, il comune è vasto, le cose da fare sono tantissime e quindi dal mio punto di vista prima bisogna far ripartire, permettetemi, l'aspetto organizzativo e poi si possono affrontare tutte altre cose, ma in ogni caso partiremo subito con la ricerca dei finanziamenti. Lo dicevo prima, il discorso del bando delle opere, degli impianti sportivi è già in essere a livello della Regione Veneto, quindi bisogna assolutamente accelerare su queste cose. Ecco, ultime due domande. Quale città vorrebbe Bagliana e la sua coalizione? Allora, io vorrei una città, innanzitutto il progetto di città per il futuro è un progetto molto ampio e questo vorrei che fosse condiviso con tutti, ok? Quindi è quello che dicevo prima, cioè il futuro di Vittorio Veneto va declinato, va studiato unendo attorno a un tavolo tante persone, tanti soggetti partecipi e attivi. In questo momento quello che vorrei di Vittorio Veneto, vorrei vedere una città rilanciata anche a livello, oserei dire, europeo, perché Vittorio Veneto ha tutte le caratteristiche per essere una cittadina europea, ha tutte le caratteristiche per essere un punto di riferimento dell'Alto Trevigiano, ha tutte le caratteristiche per essere una cittadina importante a livello regionale. Ricordo che Vittorio Veneto aveva dei rapporti molto stretti con la città di Venezia, ad esempio, cosa che nel tempo è andata un po' perdendosi. Quindi io penso che Vittorio Veneto debba ritrovare questa sua centralità rispetto a queste cose, ha le potenzialità di farlo, poi naturalmente deve essere risistemata in quelli che dicevamo prima, i servizi base, insomma sia ai ragazzi più giovani o anche agli anziani, deve essere risistemata e rilanciata per un futuro, io penso, glorioso. Ecco, ultima domanda, perché l'8 e il 9 giugno votare per lei e per la sua coalizione? Ecco, altra domanda difficile. Allora, votare per noi, io perché siamo una grande squadra. Dicevo prima, ci sono 5 liste d'appoggio, però all'interno di queste liste c'è tanta competenza e tanta volontà di fare bene, di provare a far bene. Io penso che le persone siano molto motivate, le persone che ci stanno dando una mano in questo percorso, questo inizio percorso, sono delle persone che credono nel rilancio di città di Vittorio Veneto, quindi penso che sia ora anche di provare a cambiare, a dare una svolta alla città. In questi 20 anni abbiamo visto sempre gli stessi soggetti partecipare un po' all'attività politica, alla vita politica, e io penso che è ora di proprio dare una svolta alla nostra città. Grazie Mirella Bagliana per essere stata qui con noi e aver condiviso, insomma, la sua candidatura con la città di Vittorio Veneto. Grazie a voi, saluto i cittadini di Vittorio Veneto e ringrazio anche Tenda TV per l'ospitalità, sempre molto, molto preziosa. Ecco. Grazie anche a Federico che è alla regia e tutti i tecnici che collaborano alla messa in onda. Vi ricordo che questa, come tutte le altre puntate, le potete rivedere sul sito della Tenda TV e La città che vorrei vi dà appuntamento lunedì prossimo, come vedete dalla grafica, 29 aprile, sempre alle ore 21, avremo un altro candidato sindaco, Giovanni Braido. Con questo è tutto e vi auguro una buona continuazione di serata.